Lives, siamo pronti. Gen V, stagione 2. Anche ultima stagione. Nuova, sì, però c'è un altro spin-off in arrivo. No, dico Gen V. Con loro sì. Gen V con loro finisce sì. qua, questo tipo. Poi il futuro, Gianmarco. Le vie del marketing e del continuiamo a fare soldi sono misteriose e non infinite. Quindi vediamo un attimo. Continuo a ricordare che Patriota, l'attore Anthony Starr, potrebbe essere un ottimo Wesker. Quindi se qualcuno... Lui sarebbe il Wesker perfetto. Se qualcuno ci volesse ascoltare, noi siamo qui. Allora, voglio postare un attimino in chat. Vabbè. Pinna anche il link. Così Ecco non qua. ce lo devono chiedere. Chat, tutto a posto. Lives, partitas. Togliamo sempre la sicurezza. Gianmarco, nuovo anno, nuova God University. Sì. La Godolkin. Allora. Il riepilogo mi serve. Sì, facciamo una rinfrescatina. Ecco appunto. E lei muoveva il sangue. Ok. Appunto. Mamma mia, mia moglie. Un po' di problemi. Lui è l'attore che è morto, il ragazzo. Ecco. Sì. Anche se lei poi ci ha lasciato. Vabbè, dettagli. Casini. No, braccio non c'è più. Eccolo qua. Ehi. C'è lui. È arrivato Wesker, ha salvato la situazione. E noi ci siamo lasciati esattamente qui. Allora. Questo è il ragazzo. Giustamente l'hanno dedicata a lui. 1906. Stiamo partendo un pochino. Ehi. Che c'è qui? Vabbè. Che c'è qui? Questo forse è Piccolo Patriota? Dato che comunque penso abbia una crescita diversa. Ok, stanno a testare il composto V per vedere se funziona. No. No. Non scoppiano tutti. Eccolo, aspetta, ecco qua. Ecco il primo. È andato a posto. Primo sangue. Aspetta, lui si sta proprio squagliando letteralmente. È The Voice, comunque non c'è niente da Va fare. benissimo, va benissimo. Riprende No, fuoco. fiamma! No. Bene. No. Dal culo. No. Sì. No, non mettere dentro. Sono delle code potentissime, tentacolari. Questo è il composto V prima versione. Mi sa che non era tanto perfetto. No, cioè, no. i poteri te li dava, il problema è il knockback. No. Vai. Diventi la torcia umana, ma il fuoco fa male anche a te. No. C'è un problema alla base, capito? Dai, tiralo. No. Tu hai fatto pure tutto il casino per entrare.
Ah, qui c'era proprio il dottor Ok. Godolphin. Ok. Perfetto. Eh, certo. Vabbè, vabbè. Sì, 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 certo. Sì, sì. È giusto, bello. Sì, sì, sì. Bello quando ti fai la narrativa a modo tuo. Sì, sì, sì. Eccolo. Eccolo. Certo. Influenza. Cyber. Come spot pubblicitario, dai, ci sta. Ok, questo è il centro di detenzione dove immagino siano loro. Allora, mo fatemi capire come avete fatto uscire di scena il personaggio del ragazzo. Perché era rinchiuso. È morto durante uno degli esperimenti. Vabbè. Vedi, immagino. Uno switch così a ritmo, ci sta. Attenzione, switch up. No. No. Ci ho provato. Salve. Vi portano alle giostre. Sì. Alle giostre. A me che più di Luna Park, posti cari, magari stanno portando a far prendere l'ora d'aria, chi lo sa. Magari qualcuno ci metterà nel mezzo. Una Starlight, magari? Ok, stanno viaggiando da un bel po' comunque. Ed è l'Ambia. Non penso, anzi. Aspetta, sento mazzate. Ok. Mazza che pecora, quelli. Che li hai salvati? Scusa, tu adesso ti eri venduta, poi sei ritornata. Dove? Li hanno riportati a scuola? No, adesso vediamo un attimo. Dipende. Dipende. Marie dove sta? Ah, ecco, Andre il personaggio del ragazzo. Che cosa gli hanno fatto? Vabbè. Ci sta che non mi fai vedere niente, non sarebbe stato corretto. A sto punto. Appunto, a Rosa Marie. Che cazzo sei tu? Vabbè,
sostanzialmente sono entrati nella cella, li avranno presi, forse lui si è ribellato e l'hanno ammazzato. Sì. Poi forse tagliato corto. No. Meglio qua che là. Effettivamente al momento Signore, va no, bene. questa parla con le abbreviazioni. Va bene. Salve. Ah, così dimostrano che loro sono i buoni e accettano anche chi ha sbagliato per fargli capire qual è la Sì, strada giusta da credo di seguire. sì. Chi è mister? Ah, sono i genitori. Io so. Quindi come fanno ad uscire di galera? Li fanno uscire di galera. Punto. Sì, Galera, vabbè, prigionia. sì. Hanno tagliato un po' corto la parte della prigionia, mi aspettavo di vedere qualcosa in più, dico la verità. Ok, hanno fatto uscire, li hanno fatti dire. Va bene, va bene. Va bene. E sono parole mie spontanee che si è messo a verbale. Eh. Ovviamente non avevo dubbi che sbavassi. Ma Vabbè, mo faranno qualche flashback mentre no, perché stanno qua dentro. Già, ma sto sì, sì, cameriere. sì. Un calzottone, te lo sei meritato. Ma ce l'amo la mano oppure c'è sempre la mano finta? Che teoricamente ti è esplosa l'altra volta. Ma non mi ricordo. Rigenerazione. Perché in The Boys l'avevano fatti vedere nell'ultima stagione, erano usciti lei e il tipo forte, diciamo, però non ricordo. Stiamo andando bene, bene lì. Che poi lo facevate sempre voi, questo ma è un altro discorso. Sì, sì, ci crediamo, Piano, piano. Bene che si spezza. Mm. Mm. Questi ti faceva un noto pittore austriaco, questi discorsi. Anche alcune persone Anche in più giro al recenti, giorno sì, d'oggi fanno discorsi del genere, però lo fanno e lo dicono per il bene di tutti. Sterminato, ma per il bene però, attenzione, attenzione, no, no. Mm. Che cazzo di poteri c'ha questo? Grazie. Stanno cercando Marie, giustamente.
L'acqua? Te la do io, aspetta, adesso si può. Merci. Penso che però un padre abbia il diritto Ecco. di sapere se suo figlio è stato ucciso. Magari. Ecco, così tra le informazioni. Sbagliato la mira. Non bene. No, no, anche l'altra mano no. Il rettore, se è stato messo lì è perché comunque è potente. Vabbè, che tristezza di pausa pranzo, ora vi posso dire, però è grigio quel coso. Sì, tu però ci puoi spiegare quello come è successo? Trovata. Abbiamo fatto Trovata. noi. Trovata. Ricompensa? Possiamo avere? E tu poi ci fai vedere come sei. Vabbè, giustamente quelli stanno dappertutto, Gianmarco. Dai, caccia merendina di patriota, dai. Ecco. Cazzo, c'è la libertà di Firecrack. Ah, è la tipa, sì. Barrettina Pride era. Ci sta. Va bene. Guarda, è tutta una marchetta, così. Tutto. Un cellulare da $30 così per fare le chiamate. A posto. Non hai l'aspetto della ricercata, per l'amor di Dio. Va bene. Persone gentili ci sono ancora. A posto. Ricordiamoci sempre che c'era Maeve, che era lesbica, appunto, e gli Quindi hanno giustamente detto, no, gli hanno detto, tu ora devi fare le pubblicità. Sì, ma sono fatti miei, io la pubblicità non la voglio fare perché è una cosa mia. no. Fai gli ad. Quello No, è l'errore, Enzo, vedi? No, Gianmarco, non funziona Quindi i così. personaggi facenti parte della comunità LGBTQ+, si possono fare bene. Dipende a chi lo chiedi, Gianmarco. Penso che Amazon però forse ha capito bene o male. Ho avuto qualche problemino sul Signore degli Anelli con gli elfi. Vabbè, là, E secondo me là sono bastate un attimino quelle lezioncine. Ecco, salve. Flipped. Ah, è proprio un film. Ha fatto Sì, un film. giustamente li mettono a fare anche i film per farli un Lo ti attimino. metto il pazzo venerdì. Sì. Sì. Vabbè. Guarda come sono felice, guarda. Mi ricorda qualcosa, Gianmarco, tutto questo? No. Oh. Oh, no, hai dato anche il potere, hai dato. Un errore.
Ma c'hai i testicoli appesi così sull'auto. Ecco qua. Ricordiamoci che lei sa fare esplodere ora anche il sangue nel corpo degli altri. Adesso prendo anche il tuo sangue e vi ammazzo tutti. Ecco. L'aveva detto che finiva male. No, però un po' troppo, dai. Vabbè, ne basta poco alla fine, non ci penso. Ci fa Coglionato. qualche arma. Fatti i fatti tuoi. Pensi che hanno capito secondo te? Vedremo. Insomma, all'inizio è la prima puntata già. Quello da sta cogliona. Perché il sangue sta fluttuando? Perché ha appunto la forma di una lancia? Che sta succedendo? Perché si sta avvicinando? Perché si avvicina? Mi scusi, signorina. Ma io le mie idee fermerò il sangue e invece poi succede così. Chi si capi chi? Ah, mi sa del padre del ragazzo. Sì. Okay. Se li hanno lasciati comunque in vita o se lui non è morto. Sì, lui aveva solo il padre. Che tra l'altro stava per morire nell'ultima stagione, che aveva avuto un ictus, una cosa. Sì, il fatto che ha fatto vedere pure prima. Non è che è morto e nessuno l'ha mai visto. Ehi, calmo. E mi hai lanciato un problema. Chi è Cypher? Madre. La banana 7579. Buonasera. Buonasera signor Banana. Buonasera. Sono una banana matura. Va bene. Quindi il nickname sarebbe dovuto essere banana matura. Sì, non si capisce. Pure, magari. No, non può lasciare di restare. O acerba. E questo mo dipende da che tipo di banana sei tu. Sì. Noi leggiamo solo la banana. Mo 75-79 o è il codice fiscale della banana e quindi si identifica così e quindi non lo so. O sbucciata. Forse anche sbucciata. Sì, anche perché mangiarla con la buccia è un attimino un pochino difficile. No. Si annozza, si blocca, sì. Penso gialla, classico. Verde poi magari un po' troppo ancora piccolina, cioè appunto acerba. Allora, fino a mo', diciamo, c'è il problema sotto, però in Indonesia sono verdi. Ci stanno anche le varianti, per carità. Sai, il platano, se non mi sbaglio, è una specie di banana. Ecco, più che altro tu in che tipo di banana ti identifichi, questo è importante. Chi è questo? A me mi sembra... No, qualcuno nuovo. Ok, vabbè. Lui è l'annusatore. Effettivamente sì, che dai pochi indizi così. Ok, qual è il tuo potere? Vuoi indovinare chi sono? Sì, sto cercando di capire chi sei, anche se dalla banana un pochettino. Potrebbe essere Gabri con un altro nome. Entrambi. Ok, lui è un segugio. Dognat. Va bene. Va bene. Lui monta le cagne per giustizia. Ricordiamo. Come banana il potere di entrare duro e uscire mollo. Molto forte come potere. Ok.
come essere umano? Come persona facevo ridere. No, se sei una persona che conosco che fa parte della mia vita, conosco tutte persone che tuttora fanno ancora ridere, quindi no. Meglio solo Becienza potrebbe dirlo. Pure solo Becienza. Ok, un altro indizio? È Abisso. È Abisso in varie 50 sfumature di Abisso era, sì. Iniziando la partita a Rainbow Six, quindi ti do l'ultimo indizio. O indovini o ciò. Se il tuo nome inizia con la A, forse... Che c'aveva il tubo della birra su per il culo? Vabbè. Vabbè, vabbè. Sono ragazzi, si divertono così, lascia stare già, ma... Grillo su maglia. Grillo su maglia mi ricorda un episodio molto vecchio di tanti anni fa. E lui intanto schizza birra dal culo, va benissimo. Il problema è che è un avvenimento così vecchio che non ricordo con precisione chi c'era in quel momento là. Periodo estivo, durante le vacanze. Cazzo di grillo così grosso appoggiato sulla spalla all'improvviso. Ok, quindi di sicuro sei un personaggio anche importante, però mi serve qualche altro indizio. Che mo Just il suo po'. Madonna mia. No. Quanta cattiveria. Quanta cattiveria. Un indizino piccolo, minuscolo. Acerbo. Oh, ci stiamo pure in... All'epoca ero Nukaz. Ok, quindi adesso sei qualcuno. Sei diventato una banana matura. Ok. Questo mi fa molto piacere. Almeno l'iniziale del nome si può conoscere? No, mo so peggio. Ah, boh, ma si era una capicazza all'epoca e se è una capa di cazzo evoluta, non è detto che sia un male, eh. Cioè, davvero vuole fare come se non sia accaduto. Vabbè, ma si è fatto togliere tutte le emozioni. Vabbè. Le si era fatto togliere tutto da Kate, quindi... Infatti ricorda un attimino tutto e poi vediamo. 2006. Il problema è che io non ricordo cosa ho fatto ieri mattina, quindi ricordo l'azione, i gesti del 2006. Sto cercando in tutti i modi di ricordare i volti. Io ricordo il posto dove è accaduto il tutto e come eravamo seduti. Così come ricordo come io vi rincorrevo, se sei una di quelle persone, io rincorrevo i miei amici, mi togliete sto coso dalla spalla, io correvo avanti e loro scappavano in avanti, quindi non è stato un grande aiuto, l'aiuto l'ho avuto dal muro quando mi sono dovuto andare belle spallate, sì, sì, io stocchino i corna, ma chi è che nella vita oggigiorno non ha le corna? Facciamo un sondaggio in giro, per come stanno le cose, l'80% delle persone ce l'hanno o non sanno di averle, quindi non mi stai dando dettagli importanti così. Pure io ho avuto le corna, pure Gianmarco ha avuto le corna. Forse, magari non lo sa neanche. Ma va bene, forse conviene fare un secondo la pausa. Sì, va benissimo, tanto noi dobbiamo vedere, questa è un'altra puntata, quindi comunque stiamo in live fino a luna di notte e devo capire tu chi sia. Animazione 2006, stesso staff, Kinecorn, quindi dovresti essere una persona che inizia con la A. Il problema è che tutte e due cominciavano con la lettera A, quindi aspetta un attimo.
Wow, no, Cornelio, oh che bello averti qua, Cornelio. Ho capito, ma ti chiama Banana, posso mai capire a Banana Cornelio? Perdonami. Mo stavo cercando di collegare e capire chi cavolo fossi. Che si dice a Rainbow? È un po' che non ci entro. Ma Stocchini, guarda tutti, guarda, ci siamo passati tutti. Alcuni prima, alcuni dopo, alcuni durante, ma non, stanno tutto quanto così, vai tranquillo. Se devi iniziare la partita non ti preoccupare, tanto noi tra questa e l'altra puntata comunque stiamo fino all'una, quasi fino all'una di notte in live. Allora vado a fare pure un attimo quella cosa così ripartiamo subito, anche perché mi devo aspettare un secondo pure io. È passata mezz'oretta, quindi stiamo pure in ora. Sto diventando tipo tecnico Formula 1. Faccio passaggi talmente veloci che sto ottimizzando i tempi, riesco a fare il tutto ancora più velocemente. Allora, era venuta una battuta, Cornelio se n'è andato. A lui fanno le corna, cioè, invece c'è chi monta i mobili, c'è anche, hai capito, dipende, ogni luogo ha le sue cose. Eccolo. No, fai la cosa giusta. Gigante. Va bene, va bene. Va bene, se ne è uscita pulita comunque. Ok, a posto. Problema risolto.
Ma poi magari no, ti do potere lo sangue, fatelo staccare dal corpo, lo accumuli e lo versi nel lavandino, potresti anche non lavarti proprio così. Consuma carica così usa meno il potere. Oh, c'è qualcuno. Mi sa che è il calciatore là, così. Eccolo qua. Diciamo, lui dovrebbe essere, se caccia gli artigli, è il Wolverine della situazione. Mi si è cacciato una siringa, quindi immagino che gli artigli non ce l'abbiano. Dai, caccia la fase 2 prima che ti fa fuori. Tu credi che sta sotto la doccia? Invece no, è dietro di te. Ma lui non va giù. Caccia un po' di sangue, Mari. Eccolo là. Mari. Dai, Mari. Ma ce l'hai anche la... No, ma quelle erano goccette, capisci? Ma non c'era l'attacco diretto, era un po' difficile. A posto. Come di trafiggerlo direttamente. Ecco qua, aspetta. Mo scarica, che così può respirare. Mo si libera. Sì, è un cane, no, zio, è un cane, lupo. È un canol. Però non gli piace la brocca del caffè in testa. Oh no, il teseraggio. John Wick. Attenzione, attenzione. Pizzalo con la siringa, togli quella siringa da mezzo. Tension. Eccola qua, a posto. E lei? È caduto. Salve. No, non credo che questi siano parte del team. No. Anche che quello è Bradley Cooper, non credo. Ci tocca l'altro. No. Va bene, va bene. Yeah. Oh yes. Io questa prima o poi me la vedrò. Io mi devo vedere solo l'ultima. Lo sto impari. Molto figa Invincible. Ha fatto tutto lui, tutto tranquillo. Sicuro? Un attimo. C'è sto segreto.
Ma perché? Non penso. Attenzione. Attento al piede molesto. Ok, siamo riusciti a tornare grandi. Non se n'è andata. Sta iniziando la seconda stagione. Aspettate. Fate tergiversare un pochino, poi torna. È anche vero, però, se ci pensi, che lei evasa. E mo la mia cosa ha detto è, io devo trovare solo a mia sorella. Sì, però pure loro, poverini, amici Li tuoi. lasci là così. Diciamo, un po' brusca. Risolvi il caso, risolvi l'enigma. Così ci dai gli elementi per capire poi l'ultima stagione di The Boys. Anche se secondo me mezzo indizzino sarà presente qui, poi uscirà prima l'altra serie. Deve uscire prima l'altro spin-off e poi Quello nel l'ultima. passato, sul soldatino Beh, però puoi all'invasione mettere qualche indizio rispetto a questo. Vabbè, Già qua rispetto al stai finale. portando una cosa vecchia che sta rimettendo la VOD nel mezzo. Magari puoi mettere pure qualche suggerimento pure per l'ultima parte. Ho fatto questo modello a finale numero 2. Ecco, viene pure lei. Aspetta. Mamma mia, pure lei. Super. Si deve un attimino rilassare in qualche modo. Questo ne è un po'. Ok, lui sa benissimo chi è. Oh, aspetta. Eccola. Ah, poi, fatto. Che culo. Marie? Marie, filmati un attimo, Marie. Come hai fatto? Spiega. Ci sarà la puntata flashback dedicata a Giamma. Puoi spiegare come, ti prego. Ecco. Ecco. Ecco.
È rimasto poldato. Ok, dai, spiegata così, senza scena e rispetto per la persona che è venuta a mancare, va bene. Ecco, a posto. Ok. Ecco. Che cos'è? No. Fatti tu. Fatti tu. Sì, effettivamente tu devi toccare per forza, sei piuttosto inutile. Porca troia, oggi l'ha paralizzata? No, non ti fa Brutta toccare, non ti fa botta. toccare. Giusta. Giusta sangue. Metti un po' di scotch, Sì. fai pressione. Fai pressione. Sì. No, dai, si deve salvare, dai. Dai. Oggi ma sta morendo così. Dai, dai. Dai. Ehi, ragazzi, dai. Ma... Bro? Salve. Ma Bro? sei morta? Comparsata? Bro, ma Volden. è prima. Pensa alle altre cosa succederà, Gianmarco. Aspetta, vediamo se c'è una scenetta. C'è un semi-trailer. Si è tornato. Cioè. Ok, un trailer della season. Attenzione. Gnaccolo. Non è morto. È incazzata. Spoiler, però. Vai. Non sarebbe male, visto i tempi che si... Pensa, schifiamo un po' così perché forse sta iniziando a andare troppo Vabbè, troppo nel noi prendiamo dettaglio. tutta l'esperienza, noi valutiamo tutta l'esperienza, Gianmarco. Macchine, ascensori segreti, sangue dal naso. Queste cose che già si erano viste nel primo trailer. Sì, sì, che facevano il Fight Non mi Club. ricordavo del Fight Club. Che cos'è lui? Ma è apparso un pesciolo. Oggi mi sa che il preside comunque è vabbè. Mi sa oggi che il preside è qualche progetto come patriota più Sì. forte. Allora, Mentre carica, io però faccio un secondo va pipì, bene. appena parte stop un secondo per piacere. Io so che tuo fratello dovrebbe tornare fra un poco. Non deve entrare. No, lui non deve assolutamente entrare appena qua dentro. sentiamo la porta dobbiamo avvertirlo istantaneamente. Perché per primo poi non Ok. vedere. Allora, nel frattempo... Ok. Vediamo se c'è qualche novità
dell'ultimo minuto. Allora, ok. Allora, vedevo due notizie nel frattempo, a parte che le fonti che seguo, sembra Gianmarco che martedì, mercoledì prossimo, quando sarà, anzi il 21, con Silent Hill potremmo divertirci a modo nostro per bene, ci consoliamo. Poi per la tua carriera di rapper cinese, visto che io la supporto dal primo all'ultimo giorno, ti può interessare sapere che è stato annunciato Camp Rock 3 e i Jonas Brothers tornano. Puoi fare una collaborazione, ti puoi organizzare. Pensa ai Jonas Brothers e Gianmarco che rappa in cinese con loro. Perfetto. Perfetto. Tu che fai il video sullo skate. Ma perfetto. Pure deriso per la mia tipo carriera. Sigla del Principe di Bel-Air, però con te che canti con i Jonas Brothers. Pensaci, Gianmarco. Pensaci un po'. Credo sia fatto apposta in realtà così. No, no. Che cosa? Si è messo l'audio. Va bene, va bene. Così, così, perché no? Pensavo sai una scena forse dove anche all'estero stanno vedendo. No, niente. Chuck. Ok, non scherzo. Non è che lo stai facendo schiattati in corpo, ma di più. Sedia persone che saranno immediatamente subito ignorate fino alla fine della stream. Salve. Salve, dottor Quello. Buonasera. Se vuole a unirsi, abbiamo iniziato adesso la seconda puntata. Signor Banane è un attimo occupato con Rainbow Six. Ah, è vero. Vabbè, io ci provo sempre, magari te lo sei fatto. Magari hai vinto un gratta e vinci da 500.000 euro. Che ne sappiamo, no? Scusa. Diciamo che è una vecchia media nuova entry. Una persona che conosco anche al di fuori delle live. Sì, sì, personaggio molto pesante. Quindi mo l'obiettivo è capire Odes. Che cos'è Odes? Ah, figa. Stai tranquillo all'università, uno squartamento di qua, un'indagine di là e ti fai un altro anno scolastico. Yeah. Va bene. Giustamente scagazza. Lui sembra la versione di Patriota presa da Wish, però,
Ok, c'era, arrivo però. Vabbè, dobbiamo fare tutta la stagione questo, vogliamo fare? A me resta simpatica. Sì, sì. Senza che si rompe il cazzo al cast, alla produzione, agli sceneggiatori. Così, via. Oddio. Proprio adesso sembra che ti stia dicendo la verità, eh? Tenta che questa finta gentilezza, attenzione. Non l'avrei mai detto. E questo era molto incazzata quando torna, che giustamente amiche mie, io l'ho fatto per voi, boom boom boom. Vabbè. Eccola qua. Stavo cercando di seguire la notizia perché era qualche indizio. Ok, figli di bottana. Fai vedere qualcosa. No, dove è andato?
Non mi ricordavo l'accostamento, però va bene, va bene, va bene, va bene. Kate, ovunque tu sia, sta nel letto che non si muove. Se io rivado a mimire, altrimenti la corriera me la prendo in culo. Buonanotte quello. Noi ci teniamo al tuo culo, quindi buonanotte e buon riposo. E vedi per bene alle tue spalle, così non la prendi in quel posto. No, ecco, questo è un tantinello troppo. Questo è ingiustificato, questo. Non c'era bisogno di fare la ammazzata. Il messaggio l'avevi mandato. Forse perché avevamo sentito questa cosa. Forse un effetto collaterale nel far passare il tuo pensiero alle persone. Ok. Certo. Allora non stai vedendo il culo, allora questo è il suo pensiero in questo momento. Cazzato come una biscia. Dai tempo al tempo. Totale quante puntate dovrebbero essere? Penso 8 o 10. Credo. Salve? Questo potremmo essere un attimo d'accordo non solo a livello americano, però va bene. Lesbiche ammazza bambini non declinati. Ha un potere e lo utilizza. Certo. Cioè, è una lezione di influencing. Va bene. Vabbè, come compito a casa, fai un post. Va bene, giusto. Giusto se si insegna così. Devi fare quello, fai la prova e da quello impari a farli meglio. Questo si chiama fare propaganda in modi alternativi, mettiamola così. Ok, va bene. Ottima proposta. Eccola. Madonna. Ecco. No, purtroppo così funziona. Così funziona. Proprio sotto tortura così.
Ma quello è un attimo, patriota, in un attimo qua succede il casino. Tu lo vuoi patriota che ti entra dal muro all'improvviso e ti attacca al muro mentre... No, capito? Fai il posto. Si è sacrificato nel provare di farvi uscire, nel farvi uscire da lì. È tornato. Io Ho capito. Ah, quindi tu è sei un'ape. una petta. Ok, Sì, va bene. che schifo. Ma poi scusami, se tu appunto hai detto che muori anche tu, perché non copri quella coda? C'è la gimmick, Gianmarco. Vabbè. Oh, sì. Fate entrare il professore. Facciamo un po' di poteri. Ecco. Sicuramente. È l'attivatore. Conosci al meglio i tuoi poteri, li sai usare meglio. Il ragionamento non è sbagliato. Okay. Ah, sì. Vai, cosa. Eccolo qua. Professore, allora, questo può essere definito violenza scolastica? Il mio martello. Oh, No, ha tenuto un pochino. perché stai mirando? Ah, palla di fuoco ci sta che stai nella classe avanzata, Sì. No, questo fa male proprio un bel po' pure. Eccolo. No, perché ti tirerà lui, appunto. Porca troia. Ok, salvati in extremis. Per dire la verità, la combo di poteri che c'ha lui, Sì. lei, diciamo, loro, è interessante. Ma mo la sta pure un attimino padroneggiando al meglio, eh. Fatto una bella combo. Sì, ma Ehi. è Darth Vader. Sì. Questo è l'Avada Kedavra, però potenziato. A comando, senza bacchetta. Spegniti. Si spegne.
Aspetta, lui è duro. Premete il pulsante. A posto. Professore, ho studiato? Preso tutti gli appunti? Ok. Sia la settimana. No, è come... C'è il raddrizzatore che prende e lo mette a posto. Se te vai indietro, guarda che ha fatto tu. No, guarda. Oh, ha fatto il saluto vichingo. Ha sburato. Gli altri non hanno fatto un cazzo, le Armin ha lanciato le palle di fuoco, qualcosa ha fatto. Va bene. Allora, Maritta lo tira di sicuro. Sì. No, questi non credo siano Il personaggi. nemico è il pagliaccio, Gianmarco. No, che benzinai, no, che pagliaccio. Basta con questa gente. Allora, secondo te in Persona 6 in futuro qual è il lavoro del nemico principale? Che lavoro fa? Sì, che lavoro fa? Il nemico principale sarà il capo di un gruppo di resistenza di manifestanti per qualcosa che avviene nel gioco. Ok, va bene, Gianmarco, va Tu bene. piensa si c'ha Giangarra. No, se hai ingarrato, madonna mia. Che c'è di male? Pure io mi sento fare. Che cazzo è questo? Ehi, Vabbè, ha dato una mano. Pregna. La pasticchina. No, non inizia a drogarti sempre. Si chiamano medicinali. La pasticca che ha preso non era Xanax. Bonsoir, dottor Reagan. Ciao Reganone. Uscito Rosswood 4. Finiamo qua, mettiamo Rosswood 4. Non c'è problema. A posto. Grazie Regan. Regan, guarda, sei stato provvidenziale 30 minuti fa. Ah, ecco perché non Ma posso. Regan, sei un grande. Dura anche 20 minuti. A posto. Anzi, una serata impeccabile. Siamo a posto. Kingdom Hearts 4, annuncio. Sì, tua sorella. Ho visto. Aspetta, una cosa alla volta. Dopo Fermo. il prossimo utilizzo del Fermo. potere. Credo che Va bene, va bene, va bene. Dico la verità. Sì. Sì. Ma recupera perché va bene. bene, va benissimo così. Tranquilla, sangue, budella, trama, mistero, altro sangue, altre budella, morti, di tutto.
Vabbè. E questo è il primo giorno, pensa ai successivi. Dai, fate all'amore. Dai, fate all'amore. Dai. Fate pace. Ah, lei comunque c'ha ragione, tu via, te ne fiuti e le piste. Oh, esattamente. Questo è... Ecco, si sta scusando. A posto. Stavano... non so che verso era, va bene. Creature del fantabosco, mettiamola così. Va bene. Quante? Quante? Vabbè, ognuno ha delle idee, va bene, va bene. Meno si impegnava. Dai, fate la pace, dai, ecco. Dai. Limoncino. Dai, limoncino. È il momento limoncino, dai. Anche a situazione, scegli tu quello che ti serve in quel momento. Senti, un po' di business. Dai, ecco qua limoncino. In terraccia, altro. Limoncello. Una categoria molto... Avvicinamento. Dai. Dai. Ok. Dai. Eh sì, c'è il limoncello, signori. Dai, sì. Dai, Gianmarco. Sara, mi ho fatto pace. Meno così collaborano, visto che ci sono casini belli forti dietro. Quindi qualcuno, tipo questa qua, dovrà morire molto probabilmente. Sì, si sono pure riappacificate. Ecco qua, a posto. E lanciare un messaggio non forzato. Oh, si può ancora fare, che ha senso con quello è possibile, che è possibile farlo. Fa come me. ha visto. Salve. Ok, tu ricordi tutto per bene, va bene.
Attenzione. Va bene. Ok, quindi davvero seguiva lo show, va bene. A posto. Ottimo gioco di squadra. È già stato accanto. A posto. Però è servito al momento giusto, lascia fare. Lascia fare. Oh, che personaggio questo. Va benissimo, va bene, va bene. Siete riusciti ad entrare qua dentro. Bene, prendete tutto il possibile. Oh no, è lui. È il momento. Eh. Oh no, il rito di iniziazione è controllo della prostata, Gianmarco. Difatti. No, no. Aspetta un attimo. Non dire al fratello di quello che già prendeva fuoco, che Va comunque bene. c'è il fratello con la super forza, i super sensi e tutto, non gli dire datti una camera, dici bro, per piacere, lo spazio Io questo personale. so e questo ti posso dire. Ti A chiedo posto. scusa, non Fatto. mi mettere le mani addosso, perché poi quello sconnette, ti dà un pugno e esplodi. E capi? E soprattutto in questo mondo è possibile che ti faccia esplodere la testa, eh. Ma Carlo Conti fa parte della Godolkin. Sì, questo è un altro spin-off di The Boys, questo qua. Carlo. Poco. Aspetta un attimo che mo tu prenderai l'unico fascicolo buono qua in mezzo, aspetta. Puoi trovare il titolo dal
Aspetta. Colpo di genio. C'è una stanzetta segreta. No, che ti spegni prima. E qui c'è niente proprio di meno che... Ah, Wow. a posto. Ho visto dei segni, Gianmarco. Ho visto dei segnali. Attenzione, Forse è vero Gianmarco. che c'era il fatto che Stormfront, la tipa elettrica, era la moglie di questo, Sì. ed erano nazisti, effettivamente. Sì. Quindi ci sta che ci siano i suoi cimelli. Ok, collegato così. Cimelli, grossissimi cimelli, Anche che occupano belle porzioni di muro, mettiamola così. E per una persona di colore non deve essere bello trovarsi qui in questo momento. No, per niente, proprio per niente. No. Vedere questo sfoggio di questa mostruosità. Ecco, mo qua trovi le informazioni quelle buone. Che cazzo do? Hai fatto un backflip così? Ma sono tutti bambini, c'è scritto morto però. Appunto. Ok. Che hanno provato a mettere in volta ai primi bambini e non è andato. Che cos'è adesso? Ah, perché si è emozionata troppo. Sì. C'è un problema. Ma come lo spieghi? C'è un problema. Complimenti per lo sfoggio dei poteri, ma non era il caso. Cibo. Non riesce a farlo con No, le è emozioni. perché comunque stanno andando avanti e stanno comunque migliorando. Comunque sono ragazzi che stanno apprendendo adesso i loro poteri. Una scenetta ogni tanto pure non fa male, Posso joinare anche io? Vabbè. Chiedo. Giocatrici di LOL. L'importante è stare bene, ecco, questo è il messaggio importante. Si sta impegnando. Se volete potete giocare con noi a rematch. È vero, sì, possiamo fare le squadre da 3, da 4 e da 5. C'è pure il crossplay, quindi... No, già, ma non penso che abbiano intenzione di giocare in questo momento. Sta arrivando il pisellaggio potente. Aspetta che mo succede l'imprevisto e se ne devono andare. Aspetta. Aspetta. Ecco. Ha detto un bel pensiero, non è che ha detto va famo cacchi de muro, per esempio. Ma che bello, no? Ecco l'imprevisto, a posto. C'è un problema. Non sono stata io. Calmati. Ah, è vero che lui vede i Muppet.
non ha tutti i torti. Vabbè. Il problema è che se lui scopre su problemi comunque belli grossi, però si sta contenendo, è riuscito a contenerli. Speriamo che non inizi Tempo a che non si correre. gira, aspetta. Non correre, ti prego, ce la faccio di nuovo da correre. Che potere è fuochi d'artificio? Va bene, Sì, ma che potere di merda. va benissimo. Eccola. In che senso? Ma hanno buttato qualche umano nel mezzo. Ah, sì, vabbè, sono stati loro. Certo, certo. Non penso, non penso. No. Ya, dai. Lavaggio del cervello effettuato. Dai, Ce lo vuoi dai, dire a noi, ti prego? dai, non pensavo così presto. Sa, è il preside. Il preside ora sa. Dillo. Un Vabbè. essere che ha più poteri. Ah no, è lei adesso. Tu quindi sei il progetto supremo? 1, 2, a posto. Santa metta. Però mo si incazzerà di brutto. Successo, ma ancora non hanno tolto il cadavere da là in mezzo. Perdono. C'è il preside. Ci tiene alle sue cose. Ok. GG. GG. Piccola post credit? No. Ok. Allora, inizio a caricare la prossima così già ce l'ho poi pronta quando serve. Allora, datemi giusto 5 minuti. Regan, preparati e Regan, iniziamo la puntata. proprio Resta in subito chat. e grazie ancora così ce la vediamo bella in tempo reale oggi. A fra poco.
entrata Emma, abbiamo chiuso la live. Emma, perché entri quando siamo offline, Emma? Oh, allora, un attimo solo che stacco velocemente e attivo con il titolo nuovo.